La siccità abbassa le falde, di conseguenza cala il livello del Sile, fiume di Risorgiva, preoccupazione per la situazione igienica nei canali interni dove affiorano gli scoli. Dagli agricoltori pronostico a tinte fosche, se non piove a fine agosto non ci sarà più acqua per tutti. Il caso Mogliano, ipotesi di avvicinamento a Coraggio Italia per gli amministratori che hanno lasciato la Lega. Stiamo a vedere cosa succede, ma siamo sempre pronti ad accogliere i bravi amministratori, dice il deputato Raffaele Baratto. La chiamata del sindaco Mario Conte al 28enne di San Zeno che ha salvato la bimba di 4 anni caduta dal balcone afferrandola al volo. L'emozione del giovane che dice non sono un eroe. Il racconto di quei momenti. Quasi 1200 nuovi positivi nella Marca in 24 ore, la curva continua a salire. Boom di contagi nella fascia 30-39 anni. L'appello del direttore Benazzi a usare le mascherine durante feste e concerti. Sono esterrefatta da questa decisione, serviva una misura più forte. La rabbia del sindaco di Roncade per la decisione del GP Venezia che ha disposto gli arresti domiciliari per i 36 anni del suo paese che al volante drogato ha travolto e ucciso il 25enne a Mestre. Grazie a tutti per il sostegno che ci date. Le parole del padre dei 2 giovanissimi fratelli annegati nel Piave di fronte alla corsa solidale per permettere il trasporto delle salme in Senegal. Da oggi in mostra la Gipsoteca di Possagno il dipinto di Antonio Canova ha ritrovato e riportato l'antico splendore grazie a un minuzioso e meticoloso lavoro di restauro. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e allora la siccità ancora in primo piano, segnali sempre più preoccupanti su questo fronte, anche sul fronte dell'emergenza idrica. A Treviso i canali interni sono al deflusso minimo per evitare problemi igienico-sanitari, ma la preoccupazione maggiore è per il Sile che si è considerevolmente abbassato, evidenziando come le falde si stiano sempre più inaridendo. Vediamo. Un'immagine che racconta da sola la situazione dei canali a Treviso, portati al minimo deflusso possibile perché la quasi totalità delle abitazioni del centro storico scaricano in acqua. È una delle tante conseguenze di questa ondata di siccità che pare non avere fine. E che sia veramente preoccupante lo dimostra l'abbassamento importante del Sile, che va ricordato ai fiumi di Risorgiva e quindi a portata costante finché c'è falda nel sottosuolo. Erano decenni che davanti al San Leonardo non riemergevano le piazzole ottocentesche delle lavandaie, ma anche qualche magagna lungo Viale Regina Margherita o che in pescheria la sirenetta emergesse sin dal basamento lungo il Cagnano. Segnali che non possono non far preoccupare e che vanno a sommarsi ad una situazione critica in tutta la Marca, soprattutto per il comparto agricolo. Le colture annuali come il mais purtroppo, mancando l'acqua, rischiano di compromettere interamente la produzione. Se da qua a breve non arriva qualche pioggia, di sicuro queste aziende faranno molta fatica a portare il raccolto a fine stagione. Agricoltori ma anche cittadini che devono essere consapevoli che se non piove ci sarà acqua ancora solo per un paio di mesi. Fino alla fine agosto sperando in qualche pioggia che riesca a rimpinguare un po' le falde o comunque i fiumi principali. E ieri, come sappiamo, e anche oggi, insomma, si è parlato di questo con l'incontro, la conferenza Stato-Regioni, si va verso questo stato di emergenza chiesto a gran voce dai governatori e che imporrebbe l'utilizzo di laghi e invasi montani ad oggi ancora preclusi alla pianura, la cosiddetta guerra dell'acqua. Farsi dare l'acqua da chi la sta trattenendo per altri fini che non siano consumo umano o agricolo. Questo è l'obiettivo del Veneto che ieri ha chiesto al governo che sulla siccità venga chiesto lo stato di calamità e di emergenza. Calamità perché serve ad avere le risorse per ristorare gli agricoltori e l'emergenza per utilizzare la risorsa acqua che c'è ed esiste in alcuni bacini, per esempio montani, che grazie allo stato di emergenza può essere utilizzato per la pianura, perché altrimenti altre regioni, altre comunità o semplicemente i gestori di questi bacini, penso a chi li utilizza per l'idroelettrico, non vuole rilasciare l'acqua alla pianura per farne un uso diverso che è quello di produzione energetica. Nel mirino il Trentino che continua a negare la crescita del deflusso dai laghi per aumentare la portata di Adige e Brenta. Situazione meno tesa per il lago di Garda dove le comunità condividono l'aumento del deflusso tramite il Mincio verso il Po, che in questo momento vede il cuneo salino risalito di oltre 20 km. La situazione è abbastanza grave, il cuneo salino ha superato il comune di Porto Tolle e si sta dirigendo verso il comune di Taglio di Po. Le prese che pescano acqua dal Po sono ferme nel comune di Porto Tolle, verranno spente probabilmente a breve nel comune di Taglio di Po e una volta che raggiungerà il comune di Corbola, dove ci sono le prese più a monte,
e non saremo più in grado di irrigare. Credo rischiamo di perdere il raccolto di soia e mais e ancora peggio il riso, data la tipologia di coltura che richiede molta acqua, e ritengo che avremo un'altra decina di giorni, massimo 2 settimane di disponibilità di poter irrigare e poi saremo costretti a fermarci. E in questo scenario diventano essenziali anche le scelte di ogni singolo cittadino. È ovvio che in questo momento dobbiamo chiedere anche un sacrificio ai cittadini e quindi di non usare l'acqua per riempire le piscine o per lavare l'auto, oppure, ripeto, non arrabbiarsi se uscirà un provvedimento che ci obbliga a chiudere le fontane a getto continuo, perché bisogna rendersi conto che oggi come oggi quelle sono uno spreco che nel 2022 non possiamo più permetterci. E certo la siccità non aiuta le situazioni di incendi e roghi come quello che è avvenuto poco dopo le 15 di oggi in via Bertoniera a Zero Branco, l'incendio di una rotovalle che poi si è esteso a tutto il campo agricolo. I pompieri arrivati a Treviso con un'autopompa, un'autobotte e un modulo antincendio boschivo e 7 operatori hanno fortunatamente circoscritto e spento le fiamme, evitando la propagazione alle altre rotovalle e al resto del campo. Le operazioni di soccorso e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza. Potrebbe esserci una causa accidentale, una scintilla all'origine delle fiamme che però hanno rapidamente incenerito il fumo, complice ovviamente il clima molto caldo e la siccità di queste ore. Una siccità che potrebbe trovare qualche momento distensivo, diciamo così, nelle prossime ore con un instabilità del tempo, perché le previsioni meteo regionali parlano soprattutto nelle prossime ore, nelle ore della nottata, nelle prime ore di domani e poi di nuovo dal pomeriggio sera di domani di temporali in arrivo anche intensi con raffiche di vento e grandinate, però localizzate nel Veneto centro-settentrionale, quindi nella nostra zona si tratterebbe dell'Alto Trevigiano e quindi per questo motivo il Centro Funzionale della Protezione Civile ha dichiarato la fase di attenzione, è stato di attenzione per questo fenomeno che purtroppo però certo non risolve la questione, la grave piaga della siccità. Adesso torniamo a Mogliano e parliamo del caso politico di Mogliano. L'abbiamo raccontato in questi giorni, l'addio alla Lega del sindaco, 2 assessori e 5 consiglieri, mentre si attende il Consiglio Comunale della Svolta la prossima settimana ed eventuali sviluppi di questa vicenda che impensierisce certamente il Carroccio, spunta il corteggiamento di Coraggio Italia per gli amministratori che hanno riconsegnato la tessera. Credo che questo che è successo è una cosa molto importante. Noi come Coraggio Italia guardiamo sicuramente gli amministratori, sicuramente guardiamo anche cosa succede a Mogliano. Per ora sono indizi, potrebbero diventare una prova. Transfughi dal verde lega al fucsia stile Brugnaro? Dopo il terremoto delle tessere del Carroccio riconsegnate dal sindaco Bortolato, 2 assessori e 5 consiglieri, anche Coraggio Italia sta alla finestra, ma potrebbe essere già alla fase di corteggiamento. Lo si vocifera da più parti a Mogliano e lo conferma implicitamente l'onorevole Raffaele Baratto, proprio nel giorno in cui il gruppo di Brugnaro e Toti viene sciolto alla Camera per l'effetto domino innescato dalla nuova formazione di Luigi Di Maio, Insieme per il Futuro, che ha portato 2 esponenti di Coraggio Italia a passare dalla sua parte, facendo scendere il numero di deputati sotto la soglia legale. Ma mentre a Roma si studia il polo centrista, in Veneto il movimento di Brugnaro punta a radicarsi sempre di più sul territorio e dopo aver conquistato Santa Maria di Sala con il sindaco Natascia Rocchi, Mogliano si presenta come un'occasione. A noi quando ci sono bravi amministratori, gente che lavora per il territorio, assolutamente credo che un gruppo come il nostro deve assolutamente accogliere a braccia aperte. E le voci non ufficiali dicono che, spenta sul nascere ogni ipotesi di passaggio a Fratelli d'Italia, proprio a Coraggio Italia potrebbero guardare i dimissionari della Lega nella città a 2 passi da Venezia. Una vicinanza che a questo punto non sarebbe soltanto geografica. Nulla di ufficiale, voci che si rincorrono. Certo però, strappare al Carroccio la città più importante della Marca dopo Treviso, Castelfranco, Conegliano e Montebelluna sarebbe un colpo gobbo. La creazione di un vero e proprio asset Venezia-Mogliano lungo il Terraglio. Il 30 giugno, nel primo consiglio comunale dopo il terremoto, Bortolato e gli altri confermeranno l'addio al Carroccio, a meno di un dietrofront dell'ultima ora.
quello che invece auspica il governatore Zaia. Certo che fa male, io spero che si ricomponga, c'è una buona amministrazione, è la nostra amministrazione, il sindaco Bortolato con tutta la squadra, spero che trovino il sistema di ricomporre, no? La vorrei vedere come l'occasione per dire uno stop and go, non uno stop e a casa tutti. Più radicale nella sua analisi, uno che nella Lega da tempi insospettabili chiede un cambio di marcia nei rapporti tra le scelte dei vertici e quelle del territorio. È una conseguenza logica, ma questo sarà il primo passo, sai. È cambiato il modo di gestire. Io sono fermo alla gestione della Lega Nord, che era 24 ore su 24 ore in mezzo al popolo. Quindi bisogna fare una pulizia al vertice, sia chiaro. Torneremo dopo alla politica e anche alla cronaca, prima però torniamo a raccontare la vicenda di Sant'Antonino sulla bocca di tutti, perché sarà ringraziato pubblicamente lunedì prossimo a Cassugana Lorenzo Tassoni, il 28enne che ha salvato la bimba di 4 anni che stava precipitando dal terrazzo afferrandola letteralmente al volo. E la telefonata di invito del sindaco è arrivata proprio mentre giravamo il servizio con Lucio Zanato. Guardate. Sindaco, siamo con Lorenzo Tassoni, eccolo qua al telefono. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, volevo farti i complimenti e ringraziarti perché la storia che abbiamo letto in questi giorni è una storia che mi ha colpito davvero tanto per tanti motivi, ma soprattutto perché è stata salvata una bambina e quindi volevo davvero ringraziarti tanto e approfittare anche per invitarti in municipio lunedì all'una se puoi, perché così tutta la comunità ti ringrazia. Ok. Perché hai fatto qualcosa di straordinario. È arrivata così questa mattina, mentre giravamo il servizio, la convocazione dell'eroe di Sant'Antonino a Cassugana. Una lunga telefonata con il sindaco Mario Conte, al termine della quale Lorenzo era evidentemente emozionato. Stai dimostrando davvero un grande cittadino, un grande uomo. Grazie, veramente. Non so veramente cosa dire, cioè nel senso veramente. Grande umiltà per questo 28enne veneziano che da diversi anni vive a San Zeno. Laureato a Padova, in Laguna ci torna quasi ogni giorno, visto che lavora come addetto museale a Palazzo Manfrin. Lunedì alle 5 del pomeriggio si è trovato al posto giusto nel momento giusto, ovvero sotto questo palazzone di via Sant'Antonino quando è caduto a terra un tablet e stava per precipitare una bambina di 4 anni. Ho sentito proprio dal nulla questa cosa che è caduta, questa altezza, non ho fatto altro che proprio mettermi così e guardare verso l'alto. Ho alzato la testa, ho visto questa scena di questa bambina appesa con un braccino là sopra sul lato corto del terrazzo che mi guardava senza urlare appunto, ma solo impaurita, cioè proprio... E poi quando si è mollata dove ha sbattuto? Ha sbattuto da qualche parte o è venuto direttamente sulle tue braccia? Non è rimbalzata su questo terrazzo qui e appunto secondo me è stato questo ad avermi permesso di prenderla più saldamente, se no non lo so cosa sarebbe successo. Non ho urlato, ma ho detto a gran voce ti prego no, avvicinandomi perché non ero sconvolto dalla cosa. No. Dopo che è arrivata prima la madre in bicicletta, ha visto i sanitari attorno alla bambina, si è gettata dalla bicicletta in preda al panico, proprio divincolandosi. Poi una volta calmata mi ha abbracciato, mi ha baciato un piede che non... Il papà invece? Ha visto la bambina, era tutto bene, mi ha abbracciato anche lui, ci siamo abbracciati, io in lacrime ovviamente, anche tutti in lacrime. Complimenti a Lorenzo Tassoni, che quindi verrà premiato, insomma verrà ringraziato pubblicamente lunedì a Cassugana. Torniamo a parlare del Covid adesso, la curva continua a salire. Nella Marca quasi 9.000 le persone attualmente positive, 1.200 circa in 24 ore e una variante, quella Omicron 5, che si sta diffondendo velocemente, lo spiega il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi e dice la maggior parte delle persone contagiate in questo momento sono tra i 30 e i 39 anni. Bisogna, dice, prestare massima attenzione. Il mio invito è di continuare a usare le mascherine in tutte le occasioni di assembramento e ai giovani in particolare dico indossatele ai concerti e alle feste. Se proprio non le volete mettere, utilizzate le FFP2 quando andate a trovare parenti e familiari anziani o fragili, perché rischiate di farli finire in ospedale. Poi aggiunge il picco dei contagi in provincia di Treviso arriverà tra un mese, circa il 21 di luglio. Ed è una situazione quella del Covid che riguarda ovviamente non solo la Marca trevigiana ma tutto il Veneto e il virologo Fabrizio Pregliasco spiega assisteremo a diverse ondate proprio perché questa variante è molto più contagiosa delle altre.
La curva ormai da giorni continua a salire. Nella provincia di Treviso si sono registrati 1199 positivi nelle ultime 24 ore, portando a 8674 il totale delle persone attualmente positive nella Marca. Sotto controllo i ricoveri ospedalieri, anche se la situazione dei contagi viene costantemente monitorata. Siamo in una fase di transizione da quella che era la pandemia, con le sue onde, le sue ondate, a quella che sarà una presenza endemica, ma che si presenterà con delle onde che speriamo nel tempo siano onde digradanti, come quelle di un sasso in uno stagno, però ci vorrà qualche anno a far sì che si normalizzi la situazione. La nuova variante Omicron 5 è molto più contagiosa delle altre. Una capacità diffusiva enorme, è un po' più buona, tra virgolette, rispetto alla possibilità di determinare effetti pesanti, ma tutto questo anche grazie ai vaccini, e poi stiamo scontando un po' un rialzo fisiologico legato alla libertà che ci siamo guadagnati e che è giusto averla in questo momento, no? Perché la situazione epidemiologica era buona, ora in salita. È chiaro che se ci baciamo, abbracciamo, cantiamo insieme, diamo occasioni a questo virus così più contagioso di ringalluzzire un po'. Queste ondate si susseguiranno nel tempo con rialzi dei contagi e poi dei cali. È probabile appunto che ci sia una crescita. Già da 3 settimane assistiamo a una tendenza in salita, nell'ultima settimana un più 58% nel numero di casi rispetto alla settimana precedente, quindi siamo nella fase espansiva. L'attenzione va tenuta alta e non bisogna mai abbassare la guardia. È giusto che non ci sia più l'obbligo della mascherina, ma usiamo le mascherine come gli occhiali da sole, se serve in situazioni di affollamento, e soprattutto usiamola se siamo soggetti fragili o persone che assistono soggetti fragili e che quindi possiamo così evitare di infettare chi ci sta vicino. Ecco, questo deve essere l'elemento. Con questo virus dovremo convivere e questa è una certezza. Un messaggio da dare ai cittadini è quello di dire: pretendiamo, dai propri medici curanti, se siamo persone fragili, l'utilizzo immediato, se cadiamo nella malattia, dei farmaci antivirali, perché questi possono fare la differenza per evitare ancora di più quella quota di casi gravi che ci sono ancora. Torniamo alla cronaca. Avevano nascosto della droga sotto il sedile dell'auto, fermati dopo aver tentato di fuggire. 3 giovani, li hanno fermati i carabinieri. Quando hanno visto una pattuglia dei carabinieri avvicinarsi alla loro auto, hanno iniziato ad accelerare per allontanarsi. I militari li hanno quindi raggiunti e fermati in località Muliparte nel comune di Maser. L'odore proveniente dalla macchina li ha insospettiti. Controllata la vettura, sotto il sedile del passeggero è stato trovato un sacchetto di cellophane pieno di marijuana e 3 panetti di hashish. A bordo della macchina 3 giovani, 2 italiani di 23 e 20 anni con precedenti penali e un 22enne di origini albanesi. I carabinieri poi sono andati nelle abitazioni dei 3 ragazzi a Montebelluna e Cairano San Marco. La perquisizione ha permesso di trovare altra droga, 2 bilancini di precisione ed una somma di 985 euro ritenuta a provento dell'attività di spaccio. Al termine delle operazioni sono stati sequestrati 350 grammi di hashish e 50 di marijuana. I 3 sono stati arrestati in flagranza di reato e posti agli arresti domiciliari presso le loro abitazioni. Si sono fatte versare 23.000 euro su carte prepagate da una impiegata di Vedelago agganciata per una trattativa di vendita di un'auto, ma poi si sono resi irreperibili svanendo nel nulla. I carabinieri sono riusciti però a rintracciare e denunciare le 2 truffatrici, donne di origini rumene di 43 e 56 anni, entrambe residenti fuori provincia e già pregiudicate proprio per truffa. Torniamo a Roncade adesso, dove c'è la rabbia del sindaco per la decisione del GIP, abbiamo detto ieri, il GIP di Venezia, che ha convalidato l'arresto ma ha disposto gli arresti domiciliari per il 36enne appunto di Roncade, che domenica aveva investito e ucciso un 25enne a Mestre mentre si trovava drogato al volante. Questa decisione lascia esterrefatti e sconcertati, perché ci domandiamo che cosa deve fare una persona per finire direttamente in galera, e comunque sia si tratta dell'uccisione di una persona.
Ed è così che commenta il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli, la decisione del GIP di Venezia che ha convalidato l'arresto e disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo nei confronti di Alberto Crozzolin, 36enne di Roncade, che domenica pomeriggio, a Mestre drogato al volante, ha travolto e ucciso con la sua auto il 25enne Quele Dembele. Arresti domiciliari in attesa del processo, una decisione, quella dei giudici, considerata poco esemplare per il primo cittadino di Roncade. Pensavo qualcosa di più incisivo anche per far comprendere, oltre al diretto interessato, anche ad altri possibili emuli che no, non va bene mettersi in queste condizioni, non va bene rischiare la propria vita e tantomeno quella degli altri. Anche la decisione del magistrato non lascia indifferenti. Diciamo che come tutte le leggi italiane non sempre è giusta. Sicuramente non c'è rischio che rifaccia lo stesso reato, giustamente però per le famiglie che hanno subito questa mancanza immagino non sia una bella cosa che sia domiciliare. Ma non tutti sono dello stesso avviso. Secondo me è giusto, perché comunque se uno è domiciliare non può fare altri danni sicuramente, e quindi il problema lo risolvi in questo modo. La pena del carcere è impegnativa, poi uno magari è un ragazzo giovane un po' sbadato, ha fatto una scelta sbagliata una sera, punirlo col carcere immediatamente è un errore secondo me. E poi la tragedia del Piave, mentre continua la corsa solidale per permettere alla famiglia di portare le salme del 18enne e del 14enne, i fratelli annegati nel Piave in Senegal per la sepoltura, arrivano le parole di ringraziamento del papà. I vicini di casa, quelli che conosciamo, quelli che non conosciamo, quasi diciamo tutto l'Italia, tutto il Veneto, tutti stanno telefonando, stanno venendo qua, stanno facendo tutto. E stanno facendo anche i raccolti per aiutare, per portare le salme in Africa. Ed è proprio a tutti che papà Abdullaye vuole dire grazie, un abbraccio solidale che non ha conosciuto confini, quello delle tante persone che stanno aiutando la famiglia Bop ad esaudire l'unico desiderio, riportare le salme di Bassiro e Fallou in terra africana dopo il tragico annegamento di lunedì scorso nelle acque del Piave. Una speranza questa che diventa sempre più realtà grazie alle tante iniziative solidali in corso, tra cui quella partita dai compagni di classe del piccolo Fallou. All'inizio è partita dalla classe, soprattutto anche dai ragazzini che hanno cercato in tutti i modi di essere vicini alla famiglia. Compagni di classe, amici, conoscenti e sconosciuti, una grande comunità che si sta muovendo verso un'unica direzione. Tutti per un gesto così, quello che è successo a loro può succedere anche a qualsiasi persona, allora dobbiamo essere uniti e dare la forza. Dato la tragedia mi sembra giusto aiutarsi l'uno con l'altro. Mi sembra giusto comunque per una buona causa e quindi soprattutto per due ragazzi giovani così che hanno perso la vita per un motivo davvero stupido, diciamo, semplicemente per un momento di divertimento e di spensieratezza. Quando ho sentito questo giornale che c'è una raccolta qua, ho detto ma ci vuole, so che i soldi non fa niente, ma però per aiutare la famiglia a portare loro giù in Senegal. Una notizia di servizio importante perché dalla notte di sabato 25 giugno alla prima mattina di lunedì 27, quindi in questo weekend, per interventi di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Treviso, quindi lavori alla stazione, tutti i treni tra Treviso e Mestre saranno cancellati e sostituiti dai bus. Per garantire la continuità del servizio sono stati organizzati bus sostitutivi da Treviso a Mestre senza fermate intermedie con tempi di percorrenza di 55 minuti. Bus da Treviso a Mestre con fermate intermedie a San Trovato, Preganziol, Mogliano e Mestre, Ospedale e tempi di percorrenza previsti di 1 ora e 20 minuti. I bus partiranno da Treviso e Mestre ogni 30 minuti per garantire in entrambe le località l'interscambio bus-treno. In aggiunta al servizio autosostitutivo, 35 tra i treni con maggiore tasso di frequentazione saranno deviati sulla linea Treviso-Padova-Mestre con tempi di percorrenza previsti di 60 minuti. Nelle stazioni di Mestre, Treviso e Mogliano sarà incrementato il servizio di Customer Care di Trenitalia per offrire accoglienza, informazioni e assistenza ai passeggeri. Quindi questo nel weekend, dalla notte di sabato 25 giugno alla prima mattina di lunedì 27 giugno, perché si deve spostare in treno tra Treviso e Mestre. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria e poi l'arte di Canova a Possagno.
Rieccoci in diretta, andiamo a Possagno dunque, perché da oggi alla Gipsoteca si può ammirare il dipinto ritrovato e poi restaurato di Antonio Canova, la Maddalena penitente. Eccola la Maddalena penitente, dipinto di Antonio Canova, ritrovato e riportato all'antico splendore grazie a un minuzioso e meticoloso lavoro di restauro. Si può ammirare la Gipsoteca nei 200 anni dalla morte del grande artista in un suggestivo allestimento che mette a confronto due Maddalene canoviane. In qualche modo rappresenta lo sfogo del paese natale dell'artista che ha il trionfo a Roma, il suo studio a Roma, e quando viene qui, nei limiti degli spazi e anche in fondo della sua stessa creazione, della sua stessa visione, dipinge. Quindi la pittura si conviene al Canova di Possagno e la scultura si conviene di più invece al Canova di Roma. È bello vedere come l'artista mantenga alcuni brani e come queste due opere riescano ad entrare in dialogo. Entrambe ci fanno vedere quello che è il dolore, il pathos, però anche la naturalezza e la femminilità di questo soggetto biblico. È un orgoglio enorme poter rivedere qui questa Maddalena penitente, questo dipinto che è stato fatto proprio dalle mani di Canova all'interno della sua casa, che noi custodiamo gelosamente e che verrà restaurata durante quest'anno. Regione in prima linea, inserendo anche il bicentenario canoviano nel cartellone dei grandi eventi culturali del Veneto. La Regione quindi ha voluto, anche da un punto di vista dell'impegno diretto, dare la propria partecipazione e sostegno al sistema degli eventi manifestativi canoviane, ben sapendo che qualificano poi l'offerta intera di un territorio e rappresentano quindi un valore aggiunto per il Veneto nel contesto sia locale ma anche in un contesto nazionale e internazionale. Andiamo nel bellunese adesso. C'è la politica in primo piano perché il neo sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, ha trovato la quadratura del cerchio per la sua squadra di giunta, 5 gli uomini e 4 le donne per questa squadra. Per quanto riguarda invece il ruolo di presidente del Consiglio Comunale, il nome che verrà proposto è quello di Luciano Bassi. Allora vediamo qual è la squadra di De Pellegrin. Oggi possiamo dire che la giunta è fatta, quindi ringrazio soprattutto tutti i gruppi e tutti i partiti che hanno composto questa grande coalizione per avere così in questi giorni di dialogo concordato questi nuovi assessori che poi andranno a rappresentare tutti. De Pellegrin che terrà per sé le deleghe a personale, polizia locale, affari generali e attività economiche. Questi invece gli assessori, enunciando solo i referati principali. Per Fratelli d'Italia, Raffaele Addamiano avrà cultura e sicurezza. Monica Mazzoccoli, sport, eventi, associazioni, tempo libero, coordinamento delle iniziative olimpiche. Nella Lega a Lorenza Dekunovic vengono affidati parchi cittadini, ambiente, agricoltura, protezione civile e gestione delle aree cimiteriali. A Paolo Luciani il turismo. Franco Roccon, per noi con Oscar, sarà assessore a lavori pubblici, edilizia privata e pubblica, progetto Nevegal, decoro pubblico e servizi manutentivi. Di Belluno al Centro, Roberta Olivotto si occuperà di scuola, formazione e politiche giovanili, Marco Del Ponte di sociale e politiche per la famiglia, mentre Simonetta Buttignon seguirà lo sportello per i fondi nazionali ed europei e le pari opportunità, lasciando per ultimo il nome di Paolo Gamba, che sarà il vice sindaco e che seguirà bilancio, patrimonio, economato, società partecipate, urbanistica, riqualificazione energetica, trasporti e viabilità. Vice sindaco, non nascondo, con Paolo, insomma, sapendo la sua esperienza, ma anche la grande amicizia che ci lega e anche, insomma, una persona, che sa, che conosce la macchina comunale, per me è una garanzia. Avevo pensato anche a una donna, onestamente, però alla fine ho voluto così perché credo che possa così dare seguito, meglio conoscendo la macchina, se dovrà sostituire in qualche cosa il sindaco. La sanità adesso è una giornata importante per la sanità bellunese con l'inaugurazione del nuovo acceleratore lineare. Si chiama acceleratore lineare, è una strumentazione di assoluta avanguardia che porta la radioterapia bellunese ai massimi livelli. 2 milioni di investimento che permetteranno per esempio di colpire le patologie oncologiche alla prostata e all'apparato mammario con la massima precisione
e producendo il minimo danno possibile ai tessuti circostanti le cellule tumorali. È un grande investimento, sono 2 milioni di euro. Acceleratore lineare vuol dire che questo sta diventando di fatto, lo è da oggi, come uno degli hub tra i pochi a livello regionale, forse 2 o 3 hub, che riescono ad avere una radioterapia mirata e quindi le cellule verranno colpite da questo cecchino, da questa nuova tecnologia, evitando di distruggere nella fase di radioterapia magari i tessuti non intaccati dal tumore. Per i bellunesi non sarà quindi più necessario guardare altrove e non solo, è una struttura che potrà essere di supporto anche per dove una strumentazione tanto aggiornata non è ancora disponibile. Per la sanità bellunese vuol dire che questo apparecchio pone la nostra azienda ai massimi livelli della radioterapia, non soltanto del Veneto ma d'Italia. Questa tecnologia è nuovissima, permette dei trattamenti differenziati molto precisi e quindi cambia l'approccio terapeutico, la durata delle terapie e la qualità di vita dei nostri pazienti. A Roccapietro adesso, obiettivo 2023 per i serrai di Sottoguda. Il sindaco De Bernardin vede finalmente una luce alla fine del tunnel. I segni di quanto causato da Vaia nell'ottobre del 2018 sono ancora ben visibili nei serrai di Sottoguda, una delle località più affascinanti e spettacolari delle Dolomiti bellunesi. Dopo 4 anni però, e dopo un sopralluogo, dal sindaco di Roccapietro, nonostante le 1000 difficoltà, arriva un messaggio di speranza. Grazie soprattutto alla direzione lavori e alle imprese che ci hanno consentito l'accesso. Vedere sul posto chiaramente il progetto non è la stessa cosa che vederlo in municipio, era una cosa opportuna da fare. Credo che i consiglieri comunali si siano resi conto anche delle grandi difficoltà che si stanno affrontando in quella gola. Mi viene in mente prima fra tutti la strada di cantiere che più volte è stata danneggiata da improvvise bombe d'acqua sempre più soventi. Ricordo anche il periodo di stop completo dei lavori durante il Covid, ricordo che adesso al momento attuale abbiamo un aumento esponenziale dei prezzi delle materie prime e dei carburanti che creano grossi problemi ai cantieri e agli appalti. I lavori nei serrai prevedono un impegno di spesa di 11 milioni di euro. Ora non resta davvero che sperare non ci siano altri intoppi a causare ulteriori ritardi. Io ho fiducia però che se tutto va bene e non siamo soggetti sempre a continue nuove emergenze, noi riusciremo a portare a compimento quei lavori entro la fine del 2023 nel migliore dei modi. Abbiamo visto prima il sindaco di Belluno, il neosindaco De Pellegrin, c'è però ancora un tassello che manca, lo sapete, per il bellunese, non solo il tassello di Feltre, ma anche quelli di Verona, Jesolo e Thiene. Parliamo della sfida dei ballottaggi, si vota domenica dalle 7 alle 23 in questi 4 comuni e Antenna 3, vi ricordo, seguirà in diretta gli attesissimi risultati con una puntata speciale di Ring in onda dalle 21:15, una maratona da non perdere con i collegamenti in diretta, i nostri inviati sul posto, quindi anche a Feltre e ospiti in studio per commentare il verdetto delle urne, quindi appuntamento alle 21:15, dalle 21:15 di domenica sera. È tutto, vi lascio al meteo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Benvenuti al meteo. Anticiclone africano meno forte al nord-ovest, mentre sul nostro territorio si manterrà stabile e dunque il tempo sarà buono. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 24 giugno ci mostra un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Poi con il passare delle ore nuvolosità in aumento e non si esclude una maggiore variabilità sui rilievi con temporali sparsi. Temperature stazionarie o in lieve locale calo, minime tra 16 e 24 gradi, massime comprese invece tra i 28 e i 33 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole con poche nubi a carattere sparso. Sulle zone montane acquazzoni nel corso del pomeriggio, in estensione anche alle pianure adiacenti.
Temperature minime tra 21 e 25 gradi, massime sui 31-32. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove inizialmente avremo bel tempo, dalle ore pomeridiane e soprattutto in serata frequenti rovesci. Temperature minime sui 21-22 gradi, massime intorno ai 32 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.